Insieme con la Presidente della Regione, Deborah Serracchiani, a una giornata storica per Pordenone, con l'avvio del cantiere per la costruzione di un'opera attesa da tanti anni. Sì, siamo nel cantiere del nuovo ospedale di Pordenone, è come appunto lei diceva un'opera attesa dalla città ma da tutto il pordenonese da tempo, e siamo anche in un momento importante di attuazione della riforma della sanità, perché costituire a Pordenone il hub, uno dei 3 hub importanti della regione, è uno degli obiettivi della riforma, così come mettere insieme il territorio e l'ospedale. Insomma, partiamo da qui, anche perché siamo convinti che qui il modello della sanità sia già un buon modello. Immaginiamo una soddisfazione particolare, ecco, per questa giunta amministrazione regionale che è riuscita a mantenere i tempi e fare qualcosa di importante. Onestamente sì, a parte l'emozione c'è anche un certo orgoglio, perché abbiamo in poco tempo preso la decisione e stiamo rispettando il cronoprogramma che ci eravamo dati. Avevamo detto che il cantiere doveva partire con il gennaio del 2015, siamo appunto al 16 gennaio 2015, partono i lavori, stiamo andando spediti anche sulla progettazione, per cui auspicando che non vi siano imprevisti li rispetteremo tutti. Grazie.